Manteniamo l'area boschiva della Fossa Maestra e pensiamo con altrettanto interesse al corso del Malopera. È stato questo il titolo della serata dedicata all'ambiente che si è svolta venerdì 25 novembre 2011 presso la sala consiliare comunale di Baruchella. L'incontro è stato organizzato da Gruppo Ambientale Biancospino e Associazione Lipu. È stata l'occasione per lanciare il grido d'allarme: salviamo gli alberi del parco della Fossa Maestra, da danni che potrebbero venire da aziende fornitrici di materie prime per le centrali a biomasse locali e mancanti dei requisiti per la manutenzione delle piante. Infatti, il parco è sottoposto a vincolo ambientale. Nell'anno del 15° anniversario dell'apertura del sentiero lungo le rive della Fossa Maestra, dal ponte di Baruchella a Trecenta, la serata ha dato modo di far emergere molti spunti positivi per valorizzare sempre meglio il parco. Dai privati cittadini che esortano le amministrazioni per essere interpellati prima di qualsiasi azione, al sindaco di Giacciano con Baruchella, Natale Pigaiani, che ha descritto il progetto turistico che vede il passaggio di 2 crociere olandesi alla settimana sul fiume Tartaro, con l'attacco presso il porto fluviale di Zelo. La famosa opera Fissero-Tartaro-Canal Bianco che attualmente sarebbe indicata come opera adatta al movimento fluviale, alla navigazione, al trasporto per via d'acqua, diciamo argomento già sognato forse alla costituzione del Regno d'Italia, mai realizzato e tuttora ancora non completamente riuscito. Noi abbiamo cercato di ricostruire sia i percorsi, che sono un po' cambiati perché nel tempo, attraverso le bonifiche, naturalmente i percorsi sono mutati, sono stati modificati e quindi se ne va a perdere un po' la memoria. Guardiamo ai paesaggi a 360 gradi e abbiamo la convinzione che debbano interessare anche in futuro. Enrico Maria Crepaldi, che si è occupato del PAT comunale, ha proposto di riunire amministrazioni e tour operator locali per istituire un percorso cicloturistico che valorizzi il territorio. Germano Sprocatti, della Lipu, ha realizzato un bel cortometraggio da diffondere per far conoscere il parco. Sergio Marcomini, presidente del Biancospino, ha annunciato la realizzazione di un'area picnic con parcheggio e aula didattica all'aperto con un camminamento guidato e la piantumazione di 1100 nuove piante locali in sostituzione delle robinie.